Signore e signori, buonasera dal Palazzo di Cadolfin in Bassano. C'è il posticipo del campionato di Serie A, giornata numero 9 in pista per il Derbino, non lo si può definire derbissimo, per il Derbino Lubrocher Bassano, padrone di casa, opposto al Breganze, che viene in visita. È anche la sfida, diciamo così, più vicina chilometricamente per quanto riguarda i giallorossi e ovviamente i rossoneri ospiti. Andiamo allora con quelle che sono le formazioni annunciate, cominciando ovviamente per dovere di ospitalità dal Breganze che schiera col numero 1 il capitano portiere Marco Todeschini, il numero 5 Pietro Agostini, numero 8 Jacopo Volpe, numero 9 Nicola Agostini, numero 13 Antonio Tagliapietra, numero 19 Gabriel Cairo, numero 25 Giuseppe Tagliapietra, portiere di scorta, il numero 27 Giovanni Tagliapietra, numero 87 Tommaso Volpe, numero 88 Cristian Costenaro. Il tecnico è mister Tiella, che è il tecnico appunto della formazione rossonera. Per quanto concerne invece il Lubrocher Bassano, padrone di casa, schiera il numero 5 Alberto Pozzato, il numero 8 Pati Pinazar, numero 19 Valentin Grimar, numero 14 Facu Posito, numero 28 Mattia Verona, numero 29 Matteo Cardella, numero 55 Giuliano Giuliani, numero 58 il capitano Andrea Scucato, numero 75 Nando Montigel, numero 87 Frani Pinazar. Il coach è Alessandro Bertolucci. La coppia di direttori di gara designata è quella composta da Davide Marcolin di Sandrigo e Giacomo Vischio di Tiene, quindi una coppia della provincia per un derbino esclusivamente provinciale nella migliore accezione del termine, ovviamente. Allora, ci sono delle novità. Quali sono le novità? La prima, Gerard Riba è stato squalificato per 2 giornate, quindi il cannoniere principe di Bassano con 10 reti non potrà giocare non solo questa gara ma anche la prossima a Sarzana, quindi una doppia assenza, 2 turni. Del resto sono state inasprite le pene per qualunque gesto fuori dalle righe. Poi con le normative, il nuovo regolamento, c'è stato appunto stiamo giocando di paradosso naturalmente, ma a volte mi verrebbe da dire, con certe cose viste in passato, chissà con le sanzioni di oggi veramente qualcuno finirebbe il campionato. Va bene così. 2 giornate per Riba, quindi Bassano dovrà surrogare questa assenza. C'è più spazio chiaramente per Facu Posito e anche per Pati Pinazar, quindi nelle rotazioni devono essere loro, in particolare a non far rimpiangere il cannoniere catalano. Per quanto riguarda invece il Breganze, va detto subito che il Breganze dovrà fare a meno, ma per scelta del club, della propria anima, cioè il leader riconosciuto dal Santo. Non conosciamo con esattezza le dinamiche, non ci avventuriamo in analisi che sarebbero fuori luogo. Di sicuro, se però vuoi agguantare l'obiettivo salvezza, dover rinunciare deliberatamente a un giocatore del carisma, del peso specifico nell'ossatura di Breganze dal Santo, ci riserviamo qualunque perplessità e qualunque scetticismo, perché ripeto, se devi agganciare l'obiettivo sopravvivenza e fai a meno di quello che è a tutti gli effetti il tuo trascinatore, dopo diventa maledettamente dura. Dopodiché siamo anche tutti d'accordo sul fatto che certamente adesso Breganze avrà la testa più sgombra in un match in cui non ha nessun obbligo di risultato, perché doveva far punti col Castiglione, non li ha fatti. Lì forse aveva più pressione. Adesso è Bassano che non può permettersi di sbagliare, anche perché in caso di vittoria Bassano in questo specialissimo testacoda andrebbe in testa alla classifica da solo. Dopodiché bisognerà anche aspettare l'esito tra 3 giorni del recupero in posticipo tra Trissine e Giovinazzo, però almeno per 3 giorni Bassano si garantirebbe la certezza del primato in graduatoria, che, come dire, è tanta roba, perché certificherebbe la crescita e la lievitazione di una formazione che quest'anno punta a
dare fastidio al Trissino o comunque cominciare a recitare un po' da antagonista, sapendo perfettamente quali sono i ruoli che sono anche ben delineati, quindi Trissino giustamente favorito di tutto e peraltro in posizione di classifica privilegiata, e Bassano che cerca di artigliare una finale, che sia di Coppa Italia o scudetto. Intanto una finalissima per tornare a respirare l'aria salubre degli obiettivi che contano. Nel frattempo, nelle scelte di Bertolucci va annotata anche quella di schierare un ex della partita. Tra i pali il prescelto è Mattia Verona e non Valentin Grimal, e quindi indubbiamente c'è questa volontà anche di allargare le rotazioni tra i pali. Non è la prima volta, ma anzi la terza, che Bertolucci si affida come guardiano di riferimento a Verona, che è stato schierato, lo ricordiamo, col Castiglione, e la squadra ha vinto. Attenzione, intanto c'è la rubata, niente da fare con Montigel che va a recuperare sfera dopo la parata su Pozzato, ancora Pozzato. E dicevamo, con Verona la squadra ha vinto col Castiglione, ha vinto a Novara, e adesso vediamo stasera quale sarà l'esito. Intanto il palo, ho perso il conto dei pali di Pozzato, anzi di Frani Pinazar, dei pali dei giallorossi in questa stagione ne ha presi veramente tantissimi, per non perdere l'abitudine. Ecco qua di nuovo subito il palo pieno di Frani Pinazar. Questo è un match che, lo sappiamo benissimo, funziona così. Attenzione intanto l'attacco di Braganza che è stato fermato, Frani Pinazar. Questo è un match che la difficoltà chiaramente per Bassano è sbloccarla, deve avere pazienza e raziocinio senza farsi prendere dalla frenesia, come è capitato a volte anche in passato. Finché non sbloccava le partite c'era sempre un po' da soffrire oltremodo. Postato Frani Pinazar, anzi ci ha riprovato di nuovo con il taglio più da Marin. Frani Pinazar può ricordare vagamente appunto Postato anche per le mattonelle che sta calpestando. Attenzione, bravo, bravissimo subito Verona a murare sull'incursione di Braganza, nello specifico proprio di Cairo, Gabriel Cairo. Altra occasione, un'occasione pulita a testa, un paio a testa di Pinazar per Bassano e quella invece di Cairo per Braganza. È il classico testacoda, Ubroker davanti e Braganza invece in coda appunto a chiudere la fila. Però siamo ancora nella prima parte della stagione, le distanze non sono delineate del tutto e quindi Braganza fa ancora in tempo a rimediare. Certo però che lo stop interno col Castiglione in uno scontro diretto sopravvivenza e poi l'uscita dalla rosa a tutti gli effetti di Dal Santo, il gol l'ha bollato Pozzato dopo 3 minuti e 24, la sblocca rapidamente Pozzato con una sassata delle sue. Questo è lo rivediamo intanto dalla regia guidata da Alere, la bordata dalla lunga di Pozzato che non ha dato scampo al portiere. Attenzione, è entrato nel frattempo Cardella, è iniziato subito rapidamente con le rotazioni. Bertolucci vuole sempre giocatori freschi, ci ha riprovato ancora Pozzato in vena. Dicevamo, in queste gare è fondamentale sbloccarle più o meno rapidamente per non farsi prendere poi dalla frenesia,
l'impazienza e adesso ancora Frani Pinazar e Pozzato sono le due bocche da fuoco della squadra. Nel frattempo la curva ha acceso e alzato il volume dei decibel. Anche i ragazzi, gli ultra di Breganze si fanno sentire, sono molto vicini alla squadra e loro per primi hanno manifestato disappunto per l'uscita in attesa di Dal Santo, che ripeto è il punto di riferimento della squadra, e se devi portare a casa la buccia in Serie A non è arrivata. Intanto la volée teoricamente vincente di Bassano, recupera sfera Frani Pinazar, Pozzato. Questo per i giallorossi è un test importante perché devono dimostrare di avere consistenza offensiva anche senza il loro primatore in attacco, che chiaramente la cui assenza si sentirà stasera, ma si sentirà enormemente sabato prossimo a Sarzano, in una sfida già estremamente delicata. Ancora Breganze a portare pallina, la conclusione nulla di trascendentale per Verona, che ammortizza e fa ripartire l'assalto dei suoi. Attenzione, ci ha provato nel frattempo. Stavamo seguendo anche i cori che provenivano dalla curva del Breganze, sono estremamente eloquenti. Onorate la maglia che indossate. È chiaro che la squadra adesso è ancorata ancora a quota zero e soprattutto l'uscita improvvisa, ritorniamo su Dal Santo, ha un po' destabilizzato l'ambiente della tifoseria, ha creato malumori inevitabili e quindi si chiede soprattutto una reazione alla squadra dopo il fuoripista della settimana scorsa col Castiglione, che, attenzione ancora, Bassano ci prova con Giuliano Giuliani, che è entrato al posto di Cardelle, quindi sono cominciati i cambi vorticosi di Ale Bertolucci, che vuole tenere altissimo il ritmo sempre e comunque. Qualche volta non è una strategia che può non dare dividendi immediati, ma alla lunga la distanza nel secondo tempo, viaggiare con un altro passo e con giri del motore superiori poi paga abbondantemente. Attenzione, attenzione, gran giocata, bravissimo, veramente bravo Verona, ma la giocata è stata superba da parte di Breganze, con Agostini, se non andiamo errato. La rubata proprio di Giuliani non riesce a chiudere l'azione. Recupera in fase difensiva Bassano, vediamo. Primo fallo per Breganze, Bassano invece il suo primo l'ha già commesso. Esce Frani Pinazar ed entra Pati Pinazar, quindi semplici affari di famiglia, una staffetta tra fratelli. Todeschini ci mette una pezza sulla conclusione da fuori proprio di Giuliani. Viene
Attenzione, vediamo la chiamata arbitrale dopo un contatto. Secondo fallo intanto di Breganze, che questa disattenzione la commette in fase offensiva. Una penalità che lo porta quindi a quota 2 da quel. Nel frattempo entra Tagliapietra per Tommaso Volpe. Anche Tiella cerca di fare ricorso a tutti i suoi cambi effettivi. Vediamo qua l'occasione appunto di Breganze con Agostini. E quindi attacco Bassano con 16:41 sul cronometro, la prima porzioncina di tempo che è andata, vediamo. C'è un fallo da parte di Patti Pinazar, quindi secondo fallo per Bassano. Ah, l'ha rubato subito Giuliani, poi chiama in causa a rimorchio Patti Pinazar, postato ancora Giuliani dietro gabbia, cerca lo scarico per un compagno, si fa vedere postato, la recupera in angolo, ancora postato per Giuliani. Bella l'1-2 tra le due punte dell'U-Broker, ma non c'è stata poi la conclusione sperata. Attenzione Giuliani, ancora pericolo. Giuliani sempre a trovare la sponda dietro gabbia, poi si mette in proprio. Che gol, mamma mia, che gran giocata di Giuliano Giuliani, 9-22, che gran giocata, grandissimo, la rivediamo. È stato fulmine proprio da bomber vero, guardate, girata istantanea, controllore diretto, il portiere. Grandissimo Giuliano Giuliani, a fare i complimenti, una gran giocata, ha dato il 2-0 a Lubroker, che nel frattempo fa entrare anche Facu Posito. Ancora l'attacco di Bassano, che evidentemente vuole mettere subito le cose in chiaro e cominciare a scavare un discreto divario per poi non dover correre rischi nella ripresa o comunque a lungo andare. Nel frattempo è entrata anche Scuccato da qualche istante. E la curva rossonera, attenzione, gran gol, trova la rete, Tagliapietra, è stato Giovanni nello specifico con una botta da fuori. 10-22, Tagliapietra prova a riaprire i giochi per i suoi. Queste sono partite che finché non le incanali in una certa maniera non sono mai chiuse. Questo gol certamente farà imbufalire Ali Bertolucci.
attenzione, ancora Facu Posito. Per onor di cronaca va detto che la curva di Breganze ha iniziato una contestazione aperta alla società con cori espliciti. Seguiamo adesso l'attacco di Breganze mentre Bassano prova ad andare in contropiede. Giuliani alza troppo la parabola. E ancora il pressing alto di Bassano, spinge Lubrocher a tentare l'ennesimo assalto. Seguiamo ancora l'attacco, niente da fare per Fran Ipinazar. Anzi, era stato scuccato nello specifico. Poi ancora rientra Tommaso Volpe nel Breganze mentre la curva invita sollecitamente, la curva del Breganze, la squadra a tirare fuori i cosiddetti attributi, ma va detto che fino a questo momento, attenzione, Breganze è perfettamente in partita. Sì, ha preso il break del 2-0, poi ha saputo accorciare. L'attacco ancora scuccato, la botta dalla lunga non c'entra il bersaglio. La conclusione sempre del capitano. Manovra elaborata per formazione giallorossa, la conclusione da fuori la recupera Pati Pinazar, ancora una botta stavolta di Giuliano Giuliani, non c'è verso di trovare lo specchio e quindi Breganze può riproporre l'assalto alla caccia della parità. Un varco! Qua è stato bravo Verona a stoppare letteralmente, ancora Tagliapietra. Anzi Tommaso Volpe, chiedo scusa, l'87, che ha avuto veramente un'autostrada davanti e ci ha riprovato ancora con le stesse modalità di prima. Bassano, scuccato, ha trovato il gol, scuccato, una giocata sullo stretto, bravo capitano, una giocata sullo stretto al minuto 14, la rivediamo, è andata a spolverare l'incrocio dei pali, a indovinare il pertugio. (14) scuccato da un passo a indovinare il pertugio e ha dato respiro. Questo è Loche, ha chiamato time out adesso Bertolucci che ci voleva parlare un po' su, ha trovato però intanto il 3-1, ma dicevamo che prima Volpe ha avuto la pallina del teorico 2-2, aveva un'autostrada davanti, visuale libera, ha provato la conclusione, ha cercato anche la forza, non è stato particolarmente preciso e poi dall'altra parte Mattia Verona ha fatto fino in fondo il suo perché ha rispedito al mittente la conclusione di
Tommaso Volpe. 3-1. Incomincia intanto sempre le rotazioni selvagge di Bertolucci. Seguiamo ancora l'attacco di Braganza che si era riportata a -1 e adesso deve un po' ricominciare da capo. 3-1. Terzo fallo per Bassano contro i due commessi da Braganza, siamo ancora lontani dal bonus. 10:31 al termine di questo primo tempo. Vediamo ancora, c'è un po' di movimento prima sulla panchina di Braganza e poi si è tutto ricomposto. E adesso, attenzione, ci riprova Braganza, siamo un attimo, come dire, assentati dalla telecronaca in presa diretta proprio per vedere, c'era stato un po' di movimento sulle panchine, poi è tutto tornato alla normalità. Bassano continua con il suo imperterrito pressing alto a cercare di recuperare vagonate di palline, operazione che spesso riesce, qualche volta un po' meno, però mette gli avversari sempre in una condizione di difficoltà perché si trovano uno o due giocatori di Bassano in ogni loro possesso pronto a ringhiare e a graffiare lasciando i segni. Poi c'è un coro della Curva di Braganza a omaggiare gli ultra del Bassano col appunto il coro Rispettiamo gli Ultras Bassano, si è intonato dalla curva ospite e ha ricevuto l'applauso della curva giallorossa. C'è un rapporto che non è gemellaggio, c'è un rapporto però di amicizia tra le due tifoserie che si apprezzano e si stimano da tempo, però non lo si può considerare un gemellaggio sulla falsariga di quello con Lodi, per capirci. Quello va avanti poi da oltre 30 anni. E Bassano riparte con Fran Ipinazar. Ci ha provato poi fratello Pato, è stata una sequenza, prima Frani Pinezar, poi Pato e sempre Todeschini sulle loro tracce. Quarto fallo di Bassano. (8:06) da giocare. Rivediamo intanto le reti, la prima di Pozzato dopo 3 minuti e 24, poi il raddoppio al 9:22 di Giuliano Giuliani, ha accorciato Giovanni Tagliapietra al 10:22 e al 14:06 ecco la rete di Capitano a timbrare il 3-0.
8-0-6 in questo primo tempo che Bassano sta guidando 3-1, una partita che ha incanalato verso i binari preferiti, ma non è tutt'altro che chiusa. Forse a +4 Bassano potrà pensare di aver archiviato la pratica, ma forse. Adesso è a +2. Seguiamo ancora l'offensiva degli uomini di Bertolucci. Ci ha provato anche Montigella a lasciare la sua firma. La recupera proprio Montigella, attenzione a rimorchio, è andato proprio Frani Pinazar, non è riuscito a trovare lo specchio. Giuliano Giuliani, Cardella anzi, Cardella ha provato la conclusione, si era liberato Benone, non ha neanche lui rintracciato il rettangolo buono per gonfiare il sacco. Quinto fallo di Bassano contro i due di Breganze, una scelta quella di Bertolucci di difendere molto aggressivo a costo di rischiare un'eventuale punizione anticipata, ma ancora Frani Pinazar. Ci ha provato Facu Posito, murato da Todeschini, gran stangata anche dalla lunga della formazione rossonera, niente da fare nella circostanza. Entra nel Breganze Nicola Agostini per Giovanni Tagliapietra, un cambio nel pacchetto offensivo. E allora, offensiva Bassano, c'era Cardella, poi ha manovrato con Frani Pinazar, ancora Cardella, libera bene Fran, bravo Todeschini a metterci una pezza e riattiva l'assalto. Ancora Fran, botta da fuori, niente da fare, recupera Pozzato. Manovra elaborata per Lubroker, Montigel. Niente da fare, questa conclusione laterale. Gran recupero, gran gol, questa è una gran giocata sull'asse Frani Pinazar Montigel, se non andiamo errati la rivediamo, guardate il dai e vai, anzi Pozzato, Frani Pinazar e Pozzato, bellissimo 1-2, scambio che ha fatto a fette la difesa di Breganze e esattamente al 19:50 meglio la conclusione, l'1-2 di Frani e Pinazar. Combinazione con Pozzato, bravissimo, va detta che è stato un 1-2 che ha tagliato a metà la retroguardia ospite, 4-1. E adesso Bassano vorrebbe provare a chiudere i conti già al termine del primo tempo.
Cardella. Si va adesso l'attacco rossonero. C'è un po' di possesso fine a se stesso per quanto riguarda Braganza con Cairo. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco del primo tempo. 4-0-3, 4-1 per l'U-Broker Bassano. Si prova ancora Frani Pinazar, Montigel, Cardella. È un quintetto, non voglio dire inedito, ma abbastanza assortito questo, con varie caratteristiche dei giocatori che vengono un po' mescolate. Ancora stangata dalla lunga di Frani Pinazar. Ancora possesso. Non se la prende troppo calda Bassano, preferisce congelare pallina. E ormai è elaborata la manovra degli uomini di Bertolucci, mentre la curva è come sempre pimpante. Attenzione, niente da fare per Frani Pinazar, che però gagliardamente recupera sfera. C'è una chiamata arbitrale. Sesto fallo di Bassano. Recupera sfera Braganze, prova a organizzare un attacco possibilmente pulito, nitido. Bassano rinviene, c'è Fran. Seguiamo l'attacco. Ci ha provato ancora Pozzato, che dalla lunga ha una buonissima confidenza stasera. 1:39 da giocare. Vediamo se Bassano spingerà a cercare la cinquina o se invece Braganza proverà a accorciare le distanze per tentare di riaprire la faccenda in vista del secondo tempo. A proposito di cinquina, Bassano in caso di successo stasera toccherebbe la quinta vittoria di fila in campionato, oltre che il primato in graduatorio. Ancora sassata da fuori. Siamo entrati adesso nell'ultimo minuto di gioco, abbiamo la netta impressione che Bassano voglia procedere di conserva evitando rischi massimamente, poi provando a magari realizzare anche la rete numero 5. Ultimi 37 secondi, Bassano può andare fino in fondo. Bravo nella fattispecie Todeschini a stoppare le velleità offensive di Cardella. Cardella che poi recupera sfera, attenzione. Montigel non riesce a chiudere la pallina della cinquina, non ha alzato sfera. 4 secondi.
e per poco Postato non va a colpire di nuovo con la rete numero 5, ma per adesso va bene così. Broker Bassano 4, Breganze 1, le reti di Bassano segnate da Postato, Giuliani, Scucato e l'ultima Frani Pinazar, mentre per Breganze ha segnato Giovanni Tagliapietra. Per il momento è tutto, a risentirci tra pochi minuti. Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina. Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Jesolo. Arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita.
Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati con personale altamente qualificato, effettuando preventivamente sopralluoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita per usi diversi. Forniamo gas GPL per famiglie e attività sia per il riscaldamento che per l'uso in cucina. Per tutte le attività, dalla cima del Monte Grappa alle spiagge di Jesolo. Arriviamo ovunque ci sia bisogno di una fonte di energia sicura e pulita. Installiamo inoltre serbatoi rigorosamente certificati e collaudati con personale altamente qualificato, effettuando preventivamente sopralluoghi gratuiti. Alessi Gas, energia pulita per usi diversi.
Signore e signori, ben ritrovati qui al Palazzo di Cadolfin per il secondo tempo del posticipo tra Obrocher Bassano e Breganze, primo tempo che si è concluso con i giallorossi di casa avanti, come vedete nella grafica, per 4-1, 4 reti bollate nello specifico da Pozzato che ha rotto il ghiaccio con l'1-0, poi il raddoppio di Giuliani, terza rete di Scucato, quarta rete ultima di Fran Ipinazar con una spettacolare combinazione, mentre continua ad andare all'attacco nello specifico Scucato, mentre per quanto riguarda il Breganze a segnare è stato Giovanni Tagliapietra. E a proposito di Tagliapietra, tra i pali, l'ho ricordato una volta sola, c'è, attenzione, rubata. Tra i pali di Breganze c'è Tagliapietra Giuseppe, non Todeschini, mi era scappato in una prima battuta nel primo tempo che a giocare e a difendere la gabbia rossonera fosse il capitano Todeschini, invece Giuseppe Tagliapietra, mi sono perso io, quindi chiedo venia nel profluvio di Tagliapietra, che ce ne sono parecchi nella formazione rossonera. Bassano ovviamente prova a chiudere la faccenda e per chiudere serve andare almeno a +4, a essere stretti, perché nell'hockey non si sa mai e quindi bisogna andare sempre molto molto cauti, è opportuno farlo. Adesso Breganze vuole cercare di reggere l'urto, evitare l'imbarcata perché avrebbe poi delle conseguenze sull'umore molto molto marcate, perché un conto è perdere una gara che il pronostico ti vede chiaramente in ribasso e non favorito, un conto è prenderne un sacco e una sporta perché poi va a incidere nelle sfide successive, perché il campionato è ancora apertissimo e quindi bisogna stare lì, come si suol dire, sul pezzo e giocarsi le proprie carte fino in fondo. Ovviamente a nostro avviso Breganze ha i mezzi per provare a stare in corsa, poi si tratterà di capire quanta volontà ci sia di stare in corsa e non piuttosto, se si nota che le cose si cominciano a mettere male, provare semmai, attenzione c'è un fallo che non viene ravvisato in area, tanto Verona fa il suo e non è scontato, non è semplice. Ci prova anche Giuliano Giuliani, ricordiamo appunto le due assenze illustri da una parte e dall'altra. Per Bassano è fuori il cannoniere principe della comitiva, cioè Gerard Riba, che è nella classifica dei bomber a 10 gol, è già in doppia cifra, quindi un'assenza non da poco, è stato squalificato per 2 turni, a mio modo di vedere una pena incongrua, però ribadiamo che le sanzioni sono state inasprite con i nuovi regolamenti e quindi un fallo che una volta sarebbe stato probabilmente da blu o al massimo con una giornata, adesso con un rosso con una giornata, adesso vede raddoppiate le pene e le sanzioni, quindi è un caldo monito a tutti i giocatori a stare sempre molto calmi e tranquilli. Poi detto da qua sopra è molto più facile, bisogna trovarsi nell'agone, tutto un altro vivere poi quando sei con in-trance agonistica, però avere la freddezza e l'autocontrollo di gestire qualunque situazione, perché poi abbiamo visto che incide sia in termini di squalifiche ma anche in termini quando uno prende un blu durante la gara. Adesso abbiamo visto che anche in caso di segnatura avversaria le squadre non tornano più in parità numerica, ma devi scontare l'inferiorità fino al termine dei 2 minuti di espulsione, quindi è ovvio che tu stai in panca puniti e nel frattempo in 2 minuti puoi prenderti un paio di reti che condizionano e indirizzano poi inevitabilmente il match e a volte anche in maniera definitiva. Nel frattempo sono trascorsi esattamente 3 minuti e 55, non è cambiato il risultato, non è cambiato nemmeno l'inerzia del match, con Bassano proteso a cercare la cinquina.
Intanto terzo fallo di Breganze, il Bassano ne ha fatti il doppio, 6, ma è una scelta voluta di Bertolucci che avanti di 3 vuole comunque una squadra aggressiva che si prenda dei rischi. E dicevamo appunto l'altra assenza, visto che è stata adesso chiamata a gran voce dalla curva di Breganze, è proprio il leader della formazione rossonera Dal Santo, che adesso è ai margini della formazione ospite per dinamiche e scelte sulle quali noi non ci addentriamo perché non siamo a conoscenza dei retroscena, dei dettagli in particolare, ma è chiaro che questo tipo di valutazione, cioè fare a meno del proprio leader carismatico, ha creato una spaccatura evidente tra la tifoseria e la società, perché i cori di stasera della curva rossonera sono espliciti, quindi incitano Dal Santo e sono, diciamo, molto meno teneri e accondiscendenti nei confronti del club, ed è un peccato perché non è con queste premesse, con questo clima, che una squadra può rincorrere la missione salvezza, perché serve unità di intenti e se questa viene a mancare clamorosamente, oltre che i giocatori di spessore, Dal Santo è uno di quelli, il cosiddetto bomba, è gara dura poi riuscire a mantenere il tesoro della 1. Allora staremo a vedere, insomma. Intanto torniamo in presa diretta, 20-11, ancora 4-1. Immaginiamo che Bertolucci abbia chiesto grande intensità ai suoi in questo avvio di ripresa, proprio per chiudere la faccenda e magari dopo anche giocare a gestire un po' le energie, perché sabato c'è una sfida non delicata, molto di più a Sarzana, un campo ostico, tradizionalmente ostico, che Bassano ha saputo espugnare dopo una vita lo scorso anno, ha vinto di goleada, ha spezzato il tabù, mentre Pinazar è stato stoppato appunto da Tagliapietra, e quindi farlo provare a ripetersi senza Riba avrebbe un significato specifico enorme, anche perché in settimana Bassano ha lavorato forte sul piano fisico, atletico, ha messo nuova benzina nel motore. Gran giocata, bella questa conclusione, bravo Tagliapietra. Rubata, attenzione, Giuliani, bravo ancora Tagliapietra, che si è opposto al cannoniere argentino. Poi rapida la conclusione anche Breganze con Agostini, Pietro Agostini, non ha trovato lo specchio Pietro Agostini. Vediamo ancora la bagarre a metà campo. Nel frattempo c'era stato un po' di movimento qui, perché c'erano persone che occupavano lo spazio delle telecamere. Attenzione, bravo Verona a dire di no al contropiede lanciato di Breganze, una delle occasioni più nitide del match per quanto riguarda la formazione rossonera.
Nel frattempo cambio in Casi Pinazar, è uscito Pato, è entrato Frani Pinazar e anche qua Bertolucci vuole tenere alte le rotazioni. Seguiamo proprio Fran è entrato e ha provato subito la bordata dalla lunga. Curva del Bassano sempre bella effervescente nel frattempo. C'è volontà della squadra di regalare un gol anche sotto la curva dei propri tifosi, oltre che provare ad archiviare definitivamente il match. La recupera, la sta recuperando meglio Scucato, la recupera invece Facu Posito. Chiaro che un successo giallo-rosso proietterebbe. Per un soffio Pozzato non è riuscito a dare la correzione su un assist delizioso di Facu Posito, mentre su Agostini è stato bravo Verona e bravo ancora Posito a recuperare pallina con grande caparbietà a metà campo. Ancora Frani Pinazar. C'è un fallo, attenzione, una botta su Scuccato. Il capitano si è preso una legnata, non c'era volontarietà, però la legnata è arrivata e l'ha sentita. Infatti esce lui, ne approfitta per fare un pit stop anche per farsi medicare dai sanitari. È entrato Cardella, c'è il quarto fallo di Breganze contro i 7 di Bassano. Vediamo l'attacco ancora di Bassano, c'è Pozzato, Cardella, ancora i Pinazar, ci ha provato, è sugli scudi, è taglia pietra. Ancora la sassata, ci sono dei giochi a liberare Frani Pinazar, ma non bastano perché lui, il Castagnone, lo prova e lo tenta ripetutamente, ma taglia pietra, sta facendo valere da par suo. È entrato Montigel per Pozzato, vuole dare minutaggi equilibrati a tutti Bertolucci, ma non per una questione di equità, ma proprio per dare carichi di lavoro specifici e calibrati per tutti. (4-1). È stato giocato il primo spezzone del secondo tempo. Adesso c'è questo time out chiamato da Breganze. Chiella vuol provare a scuotere i suoi per tenerli innanzitutto in partita e per evitare appunto la scorpacciata altrui che
sarebbe certamente negativa proprio per gli umori, il morale della truppa, come si suol dire. C'è intanto un coro ironico, chiaramente dissacratorio, della curva di Breganze, che a gran voce dice siamo noi, il problema di Breganze siamo noi, ed è chiaramente un refrain sarcastico nei confronti di chi evidentemente ha messo un po' all'indice la curva rossonera. E Bassano si rimette in moto a cercare la cinquina. Buono l'assist di Montigel per Frani Pinazar, che non ha saputo poi trovare la correzione sotto rete. Qua una carambola strana con Verona che stava per essere beffato, ha preso una serie di rimpalli la sfera. Si è provato intanto Cardella. Attenzione, bravo ancora Verona a scongiurare l'agguato ospite. Attenzione ancora, ci ha provato Montigel. Va detto che Breganze da parte sua è molto coperto dietro, non voglio dire che abbia rinunciato a qualunque assalto offensivo, ma proprio per un fatto di tenuta emotiva e mentale preferisce magari prendere 1 o 2 gol in meno accettando una sconfitta di misura piuttosto che rischiare di scoprirsi, prenderne un'enormità, una valanga che chiaramente intaccherebbe enormemente l'autostima, anzi finirebbe con l'azzerarla del tutto, soprattutto dopo lo stop fuori programma col Castiglione in casa. Siamo quasi a metà del secondo tempo, non è cambiato nulla rispetto al primo. Bassano vorrebbe veramente archiviare la faccenda, non ci sta riuscendo granché. C'è il time out intanto chiesto stavolta da Bertolucci in un secondo tempo che ha vissuto qualche fiammata, ma è stato onestamente privo di reali sussulti rispetto al primo tempo, dove i gol non sono mancati, 4 da una parte, 1 dall'altra, ma anche tante occasioni, pali, parate del portiere. Qua ce ne sono stato un paio di tagliapietre. Attenzione, e Tagliapietre è bravo a togliere il tempo a Cardella che stava involandosi in porta, anzi si era involata, ha cercato una finta per eludere l'intervento del portiere, ma Tagliapietre è stato bravo.
Adesso di nuovo il coro degli Ultras Berganze: onorate la maglia che indossate. Onestamente la stanno onorando, questo è poco ma sicuro. L'impegno è fuori discussione, non stanno sbarellando per niente. Poi pretendere che possano venire qua a strappare punti è complicato, ma la squadra ancora è in partita e se la può giocare. È chiaro che non è facile. E c'è il gran gol di Fran Ipinazar, gran stangata, 13 e 14, siluro di Fran Ipinazar, ed è quello che fondamentalmente congela il match, lo ghiaccia del tutto, lo fredda. Il bolide dalla lunga che segna il 5-1, e adesso ci sentiamo di dire che salvo cataclismi il bottino per Bassano è in cassa. Poi bisognerà vedere la misura e le proporzioni della vittoria. Adesso si tratterà anche di capire se Bassano sceglierà di gestire e amministrare, anche salvaguardando un po' le energie, perché dalla prossima è una settimana incandescente, e lo ricordiamo, a Sarzana sabato, in una pista che non ha bisogno di presentazioni per l'indice di difficoltà che propone, e senza Riba, senza l'attaccante numero uno, per una squadra che fatica ancora un po' a trovare la via della rete, anche se Folloni, che stasera hanno raccontato finalmente cose diverse, ma appunto senza Riba stava per realizzare anche Facu Posito. Dicevamo appunto senza Riba a Sarzana è maledettamente dura. E poi ci sarà la Champions giovedì, gran match giovedì 11, lo ricordiamo, alle 20:45, gran match tra Lubrocher Bassano e l'Oliverense, che gran stangata di Facu Posito a lambire l'asta. E quella è una partita chiave in Europa, perché se Bassano riuscisse a strappare qualche punto rientrerebbe in corsa più che mai. Diversamente, in caso di KO, che sarebbe assolutamente pronosticabile, perché l'Oliverense oggi è superiore, gioca l'ex Galbas tra l'altro. Vincesse Oliverense, Bassano avrebbe una strada tutta in salita per la qualificazione, anche se poi il girone è ancora lungo, però riuscisse a strappare un punto, Bassano rientrerebbe in corsa. Se addirittura pescasse il bingo della vittoria, allora avrebbe veramente delle possibilità. Nel frattempo va segnalata anche la scena con la curva di Berganze che acclama a gran voce Dal Santo, e Dal Santo, presente in tribuna, si è alzato a ringraziare gli ultra. Il coro "un capitano, c'è solo un capitano", direi è quanto mai indicativo e spiega meglio di ogni altra cosa il legame che unisce gli ultra rossoneri al proprio leader designato. Nel frattempo Facu Posito recupera sfera. Gran stangata ancora di Fran Ipinazar, che intanto è arrivata alla doppietta, 2 Ipinazar, poi gol per Giuliani, Scuccato e Pozzato, quindi per il momento canoniere di serata è Fran Ipinazar con doppietta. Del resto fa bene Bassano a fare le prove generali, perché ripeto, attenzione, c'è una botta anche qua non volontaria in testa. C'è un blu per Cairo, se non andiamo errati. Sì, Gabriel Cairo. Non c'era cattiveria, ma
Ecco, probabilmente un analogo fallo col metro arbitrale di Folloni, che della settimana scorsa sarebbe stato sanzionato col rosso, perché il fallo della settimana scorsa, a mio avviso, andava sanzionato col blu, non col rosso, però a volte c'è un po' troppa precipitazione. (8:27), sta scorrendo anche abbastanza rapidamente questa seconda frazione. Il gol, il siluro di chi? Di Frani Pinazar, tripletta per lui esattamente al minuto 16:43. Ancora Frani Pinazar, e sempre alla stessa, quasi alla stessa maniera, 2 su 3 li ha fatti così, con un gran lecca da fuori. Però dobbiamo trovare facilità a realizzare un buon segnale per Bassano, che sta rimettendo a posto la contabilità e soprattutto dà fiducia, perché ribadiamo è tutta un'altra partita la prossima col Sarzana. E adesso inizia un ciclo di ferro, diciamo Sarzana sabato prossimo in casa dell'Olivarense, gara cruciale, uno snodo chiave del cammino europeo di Bassani in Champions, dove, sia chiaro, nessuno chiede la qualificazione perché è un girone pieno zeppo di colossi, ma si chiede di far bella figura. Bassano l'ha fatto col Benfica, l'ha fatto in maniera minore in casa dello Sporting, nel senso che ha perso male come proporzioni numeriche perché ha ceduto un po' nel secondo tempo, anche se poi la prestazione è stata di tutt'altra pasta, ma se uno si ferma al risultato può pensare a una specie di disfatto. Invece la squadra se l'è giocata fino in fondo, per questo c'è curiosità di capire un po' come sarà la situazione. Attenzione, niente da fare per Facu Poggio con un tagliapietra sempre comunque sveglissimo. E dicevamo di questa Champions dove Bassano con l'Olivarense è un risultato aperto, per quanto il pronostico sia chiaramente per i lusitani. No, in caso di vittoria Bassano riaprirebbe clamorosamente e fragorosamente i giochi e le proprie chance di qualificazione, e quindi è un match l'11. Bravo intanto Verona a sfiorare col piede il diagonale di tagliapietra, Giovanni nello specifico. E dopo questa sfida affascinante, colma di suggestione con l'Olivarense, che riporta la Champions dopo un po' di anni qua al Palazzo, l'11 di dicembre, lo ricordiamo, un giovedì sera, che è il giorno scelto per la Champions. Nel frattempo Bassano sta provando a sfruttare la superiorità numerica, non ci sta un po' pasticciando in avanti, sta anche rischiando qualcosina dietro secondo noi, e non andiamo tanto lontani. Ale Bertolucci non starà appunto mostrando particolare gradimento, ecco, per la gestione di questi 2 minuti, ma magari sul 6-1 si può essere anche più tolleranti. E adesso è tornata peraltro la perfetta parità numerica. E dopo l'Olivarense chi ci sarà 3 giorni più tardi? Big match ancora al Palazzo, quindi 2 partitissime, l'11 con l'Olivarense e il 14 col Trissino.
non tanto per lanciare la sfida alla possibile capolista di quel giorno lì, ma per capire quanto è il gap in sto momento che divide Bassano da Trissino. Alla fine della stagione scorsa, col Trissino che è passato in semifinale dopo una serie tirata, molto tirata di semifinale scudetto, c'era differenza ma non abissale, anche se il Trissino ha un fior di squadrone. Adesso Bassano sì, si è certamente rinforzato con una panchina più profonda, ma il Trissino, che già era forte, è diventato semplicemente sensazionale con acquisti mirati e coi quali la formazione dei campioni d'Italia non nega la voglia di provare ad assaltare l'Europa, la Coppa Campioni. Di sicuro all'organico pronto e in grado di dare fastidio alle big sino in fondo. Basti pensare che nell'ultimo turno è andata a Barcellona, quindi non a Rocca Cannuccia, a Barcellona, imponendo un pari che in realtà è l'esatto contrario, cioè sì, risulta che Trissino ha imposto il pari nella narrazione post partita, ma in realtà è il Barcellona che si è salvato per il rotto della cuffia, se no le avrebbe buscate al prestigioso Palau San Jorge, che è il tempio anche del Barcellona della basket che insegue l'Eurolega. Per capire il livello che ha raggiunto questa squadra. Quindi Trissino davanti a tutti e Bassano che vorrebbe progressivamente diventare la seconda forza del campionato e recitare questo ruolo in questa stagione. Attenzione, Scuccato, era una gran palla per Facu Posito che forse ci ha creduto meno del giusto, un peccato. Era una gran pallina, un gran assist per far segnare Facu Posito, sempre molto generoso coi compagni. Effetto ottico per Giuliani che vuole bollare la doppietta. Ci ha provato Franny Pinazza, il triplettista di serata, e Facu Posito che tra l'altro è un ex invece della serata, l'ultima stagione a Breganze decisive i suoi gol per la promozione dei rossoneri in Serie 1. La recupera Bassano, attenzione, il gol di chi? Di Facu Posito, che dir si voglia, Facu Posito al minuto 21:52, una bella progressione delle sue ed è la prima rete, se non andiamo errati, della sua stagione. Bravo Facu Posito, si teneva, se lo meritava anche perché, a parte l'errore di qualche secondo fa dove avrebbe potuto e dovuto fare meglio, il buon Facundo ha provato a elargire assist e giocate pregiate per il resto della comitiva. E anche Facu Posito è omaggiato dalla curva di Breganze, dove ha lasciato un ricordo indelebile con un coro personalizzato. Giuliani cerca una giocata raffinata a Facu Posito, e c'è la richiesta della curva ancora di Breganze, richiesta esplicita al club e alla proprietà di vendere e di, come dire, togliere il disturbo. Segnali inequivocabili di un clima che si è incrinato. È un vero peccato perché con questa atmosfera la lotta
salvezza diventa molto più che compromessa al di là dei limiti tecnici attuali della squadra. Seguiamo ancora l'attacco di Bassano, che adesso è decisamente in supplesso. Vediamo se vorrà regalare un po' di squarci di spettacolo. La curva di Bassano fa sentire il suo calore una volta di più. 1 minuto e 37. Servirà anche l'appoggio della curva sabato a Sardana, in dubbio. Perché tanto possibilità ancora per Breganze. È stato bravo Mattia Verona, non riesce a chiudere la postata perché c'è una deviazione che lo tradisce sul più bello. Quinto fallo di Breganze contro gli 8 di Bassano. Seguiamo ancora Giuliano Giuliani. Ha provato una conclusione sulla falsa riga del primo tempo, siamo entrati intanto nell'ultimo minuto, 44 secondi. E adesso la curva di Bassano incita i propri beniamini con un fino alla fine forza Bassano, mentre Mattia Verona fa capire che non vuol tenere lo score serale a un gol subito e basta. Ultimo assalto per Bassano, Pozzato. C'è stato un contrasto, finisce qua, reclamava qualcosa con l'arbitro, il giocatore di Braganza. 7-1 per l'Ubroker Bassano, che chiude la pratica del testacoda di campionato con un rotondo successo, ma la cosa importante è che per 3 giorni Bassano resterà al comando della classifica solitaria, almeno per 3 giorni, ed è un segnale di una squadra che si sta stabilizzando e abituando sempre di più all'aria sana e rarefatta dell'alta altissima classifica. Per il momento è tutto, signori e signori, buona serata. E che il tifosi giallorosso